Salve a tutti, benvenuti alla Teca Castellana. Sono Lello Traisci, cultore e portavoce delle ricerche e della musica antropologica popolare del luogo. Bene, oggi ci troviamo a parlare di un grande evento che la Campania festeggia ogni 2 febbraio, Amaronna Raiuta, oppure Amarone Montevergine, oppure Mamma Schiavona. Che dire, questa è una ritualità che risale nell'arco dei secoli, perché già i greci la festeggiavano in quello che allora si chiamava Monte Partenio e invece oggi chiamiamo Monte Vergini. Del resto dal greco Partenio significava vergine. Si festeggiava la dea Cibele, che guarda caso questa dea in ogni sua rappresentazione viene raffigurata con una camorra in mano, ed ecco perché noi cultori e cantori delle tradizioni delle tammurriate ci teniamo a festeggiare questa grande festa. Cosa dire? Vi lascio alla parola del padrone di casa di Accademia Napoletana, il dottore e professore Massimiliano Verde, che ci parlerà ancora meglio di questa tradizione, e poi vi lascio una chicca che ha regalato il grande maestro Marcello Colasurdo proprio a noi della Teca Castellana, dove ci fa ascoltare con la sua voce una bella, filastrocca che era dedicata a questa giornata. Un bacione a tutti, ciao da Lello Traisci, ciao, buon ascolto. Nel caso dell'aiuto dei femminili è un episodio, una ricorrenza che le persone non etero, ma anche etero, ma in genere le persone non eterosessuali, compiono in omaggio a Montevergine, al santuario di Montevergine, in ossequio della cosiddetta Madonna, Mamma Schiavona, Madonna Nera. E perché desiderano ringraziare l'avvenuta liberazione, perché così dice il mito, così dice la storia, di due uomini colti in fragranza nella Marsi, ecco, secoli e secoli or sono. Quindi condannati questi poveri disgraziati, secoli e secoli or sono, così dice appunto il mito, e quindi attaccati ad un albero e quindi lasciati così alle intemperie al morire, appunto ricevettero la grazia dalla Madonna appunto che li liberò. E quindi ogni anno si compie questo pellegrinaggio in omaggio a questo miracolo da parte delle persone che hanno un orientamento sessuale diverso dall'etero, accompagnati però anche da quelli etero, perché non c'è nella cultura napoletana, non c'è e quindi nell'idioma che rappresenta questa cultura, nessun tipo di razzismo, nessun tipo di discriminazione verso la diversità ed orientamento sessuale. E cosa fanno? A chi si rivolgono? Si rivolgono, ecco, ancora, ad una Madonna nera. Quindi una Madonna di colore nero e che viene venerata in quanto tale. Qui abbiamo sim iude e sim venuta, si dice appunto in idioma napoletano verso Montevergine, e nella loro litania. Ricordo in questo caso il grande Marcello Colasurdo, che insomma ci dà un saggio ogni anno delle sue doti artistiche in questo senso, e viene venerata una Madonna di colore scuro, e si potrebbe dire sicuramente di fattezza e di colore non caucasico. Quindi in realtà noi abbiamo attraverso un culto religioso popolare antichissimo che si esprime in idioma napoletano due ossequi, due rispetti, se possiamo chiamarli così, uno verso la diversità orientamento sessuale e l'altro verso la diversità etnica, addirittura assorta a Vergine Madre. E qui abbiamo ovviamente tutto il discorso legato alla Dea Madre, che ci riporta non soltanto ai greci, ma anche ai riti, come dicevo, pre-greci, addirittura egizi, ma ancora prima, come sappiamo, soprattutto molto importanti nel mondo mediterraneo, e qui abbiamo un altro collegamento con la Napoli capitale, terra o Campania Felix, terra come posso dire, di coagulo e di elaborazione di questi miti e di queste culture multiformi e plurisecolari, che però non vengono mai
annientate, ma vengono, anzi al contrario, elaborate per formare quella che è poi l'identità dell'idioma napoletano in cui si esprimono questi culti e nella stessa cultura napoletana, ma direi a tutto tondo campo. Canneloro, state rinde virne fora, e sia fora ancora chiova, primavera trica ancora, tutto potesse fa, mamma schiavona. Buona candelora. Sono da morire.